Nello splendido paesaggio delle colline moreniche che da San Daniele del Friuli si snodano verso nord fino alle prealpi Carniche, due siti e due complessi architettonici ricchi di antichissime memorie ricordano ancora oggi un nostro poeta del primo Cinquecento, Gianmauro d'Arcano. I luoghi del Friuli che egli frequentò e dove si trovano le sue dimore principali sono ancora oggi fra i più incantevoli della regione. Le colline lungo le quali egli andava a caccia e che percorreva per spostarsi da un castello o da un paese all'altro per svolgervi la sua attività diplomatica conservano abbastanza integro il loro fascino naturale. In un ambito solitario e contornato di ogni sorta di vegetazione si trova la casa dove egli visse per diversi periodi di tempo. Una casa forte, costruita su murature risalenti all'età romana e derivata da un fortilizio eretto in età medievale dai Tricano, in uno dei punti strategici di questo anfiteatro collinare. Verso la fine del 400, poco prima che Gianmauro nascesse, suo padre, Giovanni Nicolò, aveva fatto restaurare e migliorare il complesso, rendendolo all'incirca come oggi lo possiamo vedere. Questa abitazione è la Brunelde, non molto lontana da Fagagna. Qui il poeta, dopo le battute di caccia, si ritrovava con gli amici per cuocere allo spiedo la selvaggina, rallegrando la compagnia col suo conversare arguto e gioviale. Il banchetto si svolgeva nella stanza degli scacchi, così chiamata per le pareti dipinte a scacchi bianchi e rossi, gli stessi che compaiono sullo stemma degli Arcano e sull'insegna dei re di Croazia, dai quali una leggenda di famiglia li vuole discendenti. La stanza è conservata ancora oggi come era all'epoca del poeta. Il restauro, curato dal suo attuale proprietario Maurizio Grattoni d'Arcano, rispetta fedelmente la descrizione riportata in un manoscritto risalente proprio all'età in cui vi visse Gianmauro e conservato nell'archivio di famiglia. Il locale, costruito su mura di impianto medievale, ha un suo fascino severo. Ci riporta senza fatica nel clima in cui viveva il poeta, innamorato della caccia, un'attività che i nobili del Friuli esercitavano in forza di disposizioni statutarie come impegno privilegiato e riservato alla loro casta. L'edificio, all'epoca in cui lo abitò Gianmauro, doveva essere molto amato. Nell'archivio attuale troviamo, infatti, una mappa molto dettagliata del 1520 circa, nella quale è descritta minuziosamente non solo l'abitazione, ma tutto il complesso della tenuta che la contornava. Inoltre, sulla parete di una stanza che si trova quasi di rimpetto a quella degli scacchi, troviamo dipinto lo stemma del casato. Il luogo nel quale il poeta si ritirava a scrivere è conservato più o meno come allora. Oltre all'archivio di famiglia si possono ammirare altre testimonianze, come l'interessante albero genealogico, risalente alla fine del Seicento, dove sono dipinti tutti i castelli sui quali aveva giurisdizione il casato degli Arcano. L'epitafio, composto per lui dal suo amico Silio Ghirardo, nel quale è sottolineata la grande giovialità ed abilità nel conversare. Ed è veramente un elogio importante. Non è facile sollevare l'animo di chi è angosciato. C'è anche un ritratto che la tradizione vuole sia quello del poeta, ma è opera posteriore e non è nemmeno sicuro che si riferisca a lui. Ci sono inoltre i resti della annessa chiesetta, presso la quale sono state di recente trovate altre testimonianze archeologiche di età romana.
Il nome del nostro poeta non è legato soltanto alla casa abitata nei suoi soggiorni friulani. Procedendo dalla Brunelde lungo le colline, troviamo a Rive d'Arcano il castello dove egli trascorse l'infanzia. Ci arriviamo dall'antica via cinta da muretti di sasso. Il panorama che si offre all'intorno è ampio, ricco di verde e ci permette di spaziare a perdita d'occhio. Varchiamo il portale di pietra sopra il quale è scolpito lo stemma del casato. La prima costruzione che troviamo è la chiesetta di famiglia dedicata alla Madonna della Neve. Il percorso da fare per giungere al castello costringeva a girargli intorno. Nell'antichità questo stratagemma permetteva ai difensori di respingere gli eventuali intrusi. Il castello è molto ben tenuto e riesce ancora oggi a suscitare in noi remote suggestioni storiche. Entriamo dalla scalinata che porta direttamente all'ingresso. Uno spiritoso ritratto dipinto a fresco nel primo Settecento al lato destro del portone raffigura un servitore della famiglia, Angelo Candussio, che servì fedelmente, bevé terribilmente, un'immagine sensazionale per l'epoca. Poi ecco le prime testimonianze dell'antica e notevole dignità della famiglia. Il quadro a olio con i ritratti di 2 cavalieri dell'ordine di Rodi, poi di Malta, una carica molto ambita, nella quale nel 400 solo gli Arcano e i Della Torre erano stati insigniti. Francesco e Bartolomeo di Tricano, zii di Giammauro, ci accolgono con aria solenne, presentandosi con le loro lucenti, ferree armature. Anche la cassapanca posta in questo atrio propone immagini emblematiche. Su questo piano, che fu riassestato nel Settecento, troviamo testimonianze di notevole interesse. La prima sala propone, oltre allo stemma del casato, quello dei re di Croazia e quelli dei conti di Polcenigo e Fanna, realizzati per le nozze di Giulia, sorella del poeta Giorgio di Polcenigo, con un arcano. Nella sala successiva troviamo pregevoli affreschi dipinti da Andrea Urbani nel 1798. Al primo piano sono esposti quadri e affreschi più vicini all'età nella quale visse il poeta. Per esempio, lo stemma di famiglia sul camino e il ritratto della leggendaria Todeschina di Prampero, sposa prima di Alfonso e poi del fratello Francesco, uccisa da quest'ultimo per tradimento. Dalle finestre, guardando verso la valle, ci si sente come antichi feudatari. Lo sguardo domina un panorama molto ampio su queste splendide colline. Si nota, fra l'altro, la chiesetta di San Mauro, nel sito ove sorgeva il primo castello.
Quando riprendiamo la via del ritorno, pare di essere vissuti per qualche tempo in un mondo di favola, in un'età lontana, ma che fu vera. E se usciti dal portale che dava un tempo l'accesso al maniero, rivolgiamo lo sguardo al profilo severo ed elegante del castello di Gian Mauro, ci sentiamo un po' trasecolati, noi così piccoli ai suoi piedi, malgrado il nostro progresso tecnologico. Ce ne andiamo a malincuore, con un ricordo nostalgico di questo castello fiabesco, così aereo e sicuro, che si eleva verso il cielo come una visione e sembra separato dal paesaggio circostante da una lontananza infinita.